Buongiorno a tutti, vi parlo dalla sala 7, la robotica. Sala robotica, come vi hanno già spiegato lì dall'Aula De Salvia, è stata dedicata proprio a tutta l'attrezzatura di più recente realizzazione, per cui abbiamo pensato di presentarci da qui e cominciare a spiegare un momentino come è organizzata la sala e con le diverse procedure. Prima di parlare della chirurgia generale, io sono il direttore della chirurgia generale del Dipartimento, però anche noi vogliamo ringraziare il direttore generale e tutto lo staff della direzione, perché ci ha dato la possibilità di avere anche qui a Portogruaro una tecnologia così avanzata che è l'ultimissima che c'è a disposizione. Per quanto riguarda la chirurgia generale, sicuramente la utilizzeremo per gli interventi più complessi e delicati riguardo l'apparato digerente, ma non solo, anche per la chirurgia bariatrica e per i difetti di parete, per cui chirurgia del retto, chirurgia dello stomaco, chirurgia del pancreas e difetti particolari di parete. Io direi mi fermo subito, poi vi farò vedere una parte di questa attrezzatura e passo la parola al dottor Abramo. Buongiorno, sono Alessandro Abramo, sono il primario dell'otorinolaringoiatria dal 2015. Allora, per l'otorinolaringoiatria la cosa è un pochino diversa da quella dei miei colleghi, perché loro agiscono con metodiche laparoscopiche. Per noi l'utilizzo del Da Vinci è ancora più particolare, perché ci consente di fare cose passando attraverso la bocca che altrimenti non avremmo dovuto fare e abbiamo necessità di fare passando attraverso il collo o addirittura aprendo la mandibola, quindi interrompendo i tessuti del volto, con tutto quello che ne consegue sia in termini di morbilità, sia in termini di cicatrici, sia soprattutto in termini di degenza, di danno potenziale al paziente. La chirurgia otorinolaringoiatrica robotica si chiama TORS e comprende tutto sommato i tumori, la chirurgia oncologica dell'orofaringe, quindi della tonsilla, della base della lingua, della laringe sovraglottica, ma anche cose non relative alla chirurgia oncologica, come per esempio la chirurgia della base della lingua finalizzata alla risoluzione dei problemi di apnee ostruttive del sonno e delle roncopatie. Quindi si va a completare, assieme fra l'altro al laser a CO2 che è in arrivo in questi giorni e che fra l'altro si può accoppiare al robot Da Vinci per utilizzare il laser a CO2 che è molto molto preciso, il laser su fibra, per tagliare, per usufruire anche di questa metodica, e va a completare finalmente questa dotazione tecnologica che ci porta veramente all'avanguardia rispetto a quasi tutte le unità operative di otorinolaringoiatria del Veneto. Grazie, passo la parola a Michele Amento. Sì, grazie. Buongiorno a tutti, io sono Michele Amento, sono il primario dell'urologia dell'ASL 4, l'urologo di cui sopra, precedentemente nominato dal direttore generale. Io vi descriverò brevemente, ovviamente premetto, ovviamente mi unisco al coro dei ringraziamenti fatti in precedenza dal dottor Fidanza. Veramente un immenso piacere, quasi commovente, aver ottenuto il robot Da Vinci in questa realtà chirurgica. Vi descriverò brevemente quello che poi sarà l'attività urologica che eseguiremo con l'approccio robotico. Quindi si tratterà di un trasbordo di fatto, di un traghettamento di un'attività già in essere, così come in effetti aveva già detto la dottoressa De Marco, che passerà da un approccio laparoscopico puro a un approccio robotico. La laparoscopia in questo senso ha forse il più ampio campo di applicazione. Passiamo dalla chirurgia oncologica, quindi dal trattamento dei tumori della prostata, del rene, della vescica, delle vie urinarie, fino alla patologia funzionale, quindi per patologie benigne come per esempio le malformazioni renali
o in alcuni casi di calcolosi urinaria complessa, passando sicuramente per patologia benigna della prostata e, lo cito volutamente prima di passargli la parola, un campo di applicazione sicuramente molto fertile è quello dell'uroginecologia, quindi quello del trattamento dei prolassi genitourinari. A questo punto passo la parola al dottor Babbo. Sì, buongiorno a tutti. Mi associo ai miei colleghi nel ringraziare tutte le persone che hanno collaborato alla venuta del robot Da Vinci nella nostra struttura. Io sono Gianluca Babbo, sono il primario della ginecologia dell'ospedale di Portogruaro e vi devo dire che il Da Vinci ha accompagnato la ginecologia fin da quando si è presentato. È importantissimo per le sue caratteristiche. Sappiamo che il Da Vinci ci permette di immergerci in una visione tridimensionale ad alta definizione della cavità addominale e quindi ci permette di eseguire delle suture o dei movimenti fini in modo estremamente accurato e soprattutto ci permette, grazie alle caratteristiche degli strumenti, gli EndoWirst, ci permette di avere una particolare movimentazione delle pinze chirurgiche. Questo ci permette di lavorare in ambito ginecologico, come diceva Michele Amenta, per la correzione dei prolassi. Penso alla chirurgia oncologica, alle linfoadenectomie nel corso dei tumori dell'endometrio e in tutti quelli che sono gli interventi ginecologici che grazie a questa struttura possono essere fatti con una modalità diversa e utilizzando veramente un'alta definizione e un'alta precisione chirurgica. Ovviamente tutto questo avrà delle ripercussioni sul benessere del paziente e la sua degenza. Grazie. Bene, grazie. Allora adesso ci spostiamo sulle attrezzature e io mi metterò alla console e la console, come vi hanno già spiegato dalla sala prima, è molto confortevole, cioè molto comoda, nel senso che a distanza dal letto operatorio noi abbiamo la possibilità di manovrare lo strumento, poi vi faremo vedere, ma soprattutto abbiamo la possibilità di vedere il campo operatorio tridimensionale. Questi sono i joystick e i pedali che ci permettono di muovere gli strumenti. Faremo vedere poi un attimo proprio come c'è una possibilità eccezionale di questi movimenti. E altro importante da dire è che con i pedali si può utilizzare tutta l'elettricità che ci serve poi per fare continuare gli interventi. Passo subito la parola al dottor Abramo che vi fa vedere invece il braccio robotico. Allora, questo che state guardando è la parte attiva del robot Da Vinci ed è appunto dove sono collocate i 4 braccia che agiscono all'interno del paziente. L'otorinolaringoiatria ne usa 3 fra l'altro, mentre in metodiche laparoscopiche loro le usano tutti e 4. Una porta l'ottica, le altre 2 le pinze sia da trazione che gli strumenti attivi, e quindi per esempio su una di quelle si potrà mettere anche il laser a CO2 che eseguono materialmente l'intervento. La cosa particolare è, lo dicevamo, la possibilità di muovere le braccia con dei gradi di libertà, cioè con una facilità, con delle articolazioni che non sono quelle umane. Noi possiamo girare il polso di 270 gradi. Le articolazioni del Da Vinci gli consentono di girare per 540 gradi, quindi ovviamente poi oltretutto sono microscopiche, quindi guardate il trauma quanto è minimale, quanto è precisa, associata alla particolare visione del Da Vinci, quello che possiamo fare in questi frangenti. Passerei la parola a Michele Amenta che è al carrello. Bene, io vi parlo invece del carrello visione, quindi di un pezzo fondamentale del robot, del cuore, o se vogliamo del cervello, perché in effetti in questa struttura, in questo pezzo,
sono contenute sia il monitor esterno, quindi quello di accesso al personale di sala, al secondo chirurgo, alla strumentista, all'anestesista, che cominciamo a ringraziare sin da adesso per quello che ci consentirà di fare, e quindi in realtà rispetto alla visione in tempo reale di quello che fa il chirurgo alla console. Quindi se adesso Francesco lo attiva dalla console, lui avrà una visione 3D di profondità e il controllo completo e costante delle 4 braccia. Il personale all'esterno del campo avrà il monitor in HD, e poi noi in questa sala abbiamo un ulteriore monitor e quindi ci sarà la possibilità di vedere da ogni angolazione. Questo carrello consta di un insufflatore di anidride carbonica, un insufflatore particolare perché è un insufflatore che garantisce, e questo lo dico in tempo di Covid, un'aspirazione costante di fumi, sterile e sempre, perché avete visto gli studi anche, ci sono stati studi in cui è stato visto la presenza del Covid all'interno dei gas, quindi in questo modo abbiamo una doppia sicurezza per il paziente. Sempre all'interno del carrello visione c'è il nostro generatore di energia. Il robot sfrutta fondamentalmente energie monopolari e bipolari, sempre di bassi wattaggi, di basse potenze, come aveva già accennato l'ingegner Pettenà, e poi non è di mia competenza, non è una mia expertise, ma al piano basso del carrello visione c'è quello che nessuno deve toccare, e che è poi l'apparecchiatura, il software, il vero cuore. Concludo dicendo che se la chirurgia tradizionale era chirurgo-paziente, la chirurgia laparoscopica era chirurgo-paziente tramite strumenti, adesso abbiamo un'interposizione di un software, quindi di un cervello artificiale che media il pensiero del chirurgo stesso. A tutto questo si collega poi un letto operatorio coordinato di cui ci parla il dottor Babbo. Grazie Michele. Se noi guardiamo questo letto, lo guardiamo così, ci viene da pensare si tratta di un letto normale. Invece questo letto è parte integrante dell'apparecchiatura della robotica. Precisamente questo è un letto Bluetooth. Il letto via Bluetooth si interfaccia con la console chirurgica, nel senso che se io durante l'intervento chirurgico ho necessità di spostare il paziente, alzare le gambe, spostarlo avanti e indietro, in basso, se non ci fosse un collegamento diretto con la macchina, dovrei separare il robot, fare i movimenti e nuovamente ricollegare il robot al paziente. Invece, grazie alla tecnologia wireless, la macchina si sposta, i bracci chirurgici si spostano in base ai movimenti del letto. In questo modo la macchina, il letto può essere costituito, può essere considerato un tutt'uno con quella che è la console chirurgica. Grazie.